Gigi Scotto, allora come stanno procedendo questi giorni di ritiro? Bene, bene, la verità si lavora, fortunatamente in un posto dove si sta molto bene per far calcio. Col gruppo mi hanno accolto benissimo e mi sto integrando molto bene, quindi per ora le cose stanno andando nel verso giusto, ecco. Che cosa ti aveva convinto ad accettare la proposta del Treviso Football Club? Ma mi ha convinto la storia di questo club, comunque sia un club che ha tradizione, che vuole puntare in alto, e quindi questi sono stati gli elementi che hanno fatto sì che accettassi il Treviso, ecco. Parlaci un po' di te, delle tue caratteristiche come giocatore e come persona. No, beh, sono un giocatore, diciamo, più una seconda punta, ecco, comunque come mio attaccante mi piace far gol, però ripeto, l'importante è essere adesso mettersi al servizio della squadra, cercare ognuno di togliere le sue qualità e cercare di vincere, ecco. Si tratta di segnare per poi raggiungere un obiettivo ben preciso. Sì, 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 poi il gol è importante per un attaccante, ma allo stesso tempo è molto importante comunque riuscire a trovare una mentalità di squadra, riuscire a partire bene in un campionato che comunque trovi tanti avversari molto bravi, perché comunque ho visto che è un girone dove tutti sono attrezzati e quindi noi dovremo farci trovare pronti per affrontarlo al meglio, ecco. Gigi è stata dura lasciare la Sardegna a Torres. Sì, sì, è stata dura perché la Torres, vabbè, la squadra che tifo sono stati 4 anni veramente intensi, soprattutto adesso la cosa più dura è lasciare la mia famiglia perché comunque avendo due figli è stata quella la... Rimangono lì, non Sì, vengono sì, su. verranno ogni tanto, però facendo l'asilo rimarranno lì, quindi gli stimoli appunto sono molto importanti perché scegliere comunque sia Treviso e non magari una situazione più accomodante vicino a casa mi fa capire la voglia che c'è in me di far bene. Ecco, quando sei stato acquistato ed è stata pubblicata la tua foto sui social del Treviso, è stata letteralmente presa d'assalto dai tifosi della Torres che ti mandavano gli auguri e i saluti, diciamo, no? Quanto è importante per te il tifo nella prestazione calcistica? Beh, il tifo è una parte fondamentale del calcio, nel senso perché uno comunque gioca per gratificazione soprattutto, ecco, quindi comunque sia avere un pubblico dietro ti dà degli stimoli diversi, ecco, poi ti ripeto, io ho avuto la fortuna di vincere qualche campionato e ti dico che la cosa importante secondo me sarà essere equilibrati in tutto, stampa, tifosi, club, squadra, secondo me se si va tutti in un'unica direzione c'è molta più possibilità di vincere, ecco. Che tipo di calcio ti aspetti anche così in questa categoria? Ma io penso che il calcio sia uguale da tutte le parti, ecco. Poi è normale che la qualità in Serie C può essere superiore, ma allo stesso tempo qua bisogna calarsi con umiltà, perché io comunque ho giocato sì tanti anni in Serie C, ma ho fatto anche tanti anni in Serie D e quindi mi reputo un giocatore che non è che è qua che è sotto categoria o deve fare qualcosa chissà che. Io dico che mi aspetto che sia un girone tosto, mi aspetto comunque che ci siano tante battaglie da affrontare, bisogna avere la bravura di essere sia tecnici ma soprattutto una squadra umile e fisica. Grazie. 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 Ciao, grazie. Grazie, Ciao Gigi. Gigi.